Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a un'altra anteprima del telegiornale delle 13:20. Quest'oggi parliamo dell'edizione 2026 di Pint of Science e lo facciamo assieme a Federico Gasparo, ti pareva, che fa parte del coordinamento per Trieste e Udine di Pint of Science, perché una delle caratteristiche di Pint of Science è anche il fatto che è una manifestazione che si svolge in più luoghi contemporaneamente, diciamo così, fuso orario permettendo, perché la manifestazione è internazionale. Esattamente, grazie mille per l'occasione, per l'invito e per permetterci di presentare l'edizione di quest'anno di Pint of Science, che è effettivamente un festival di divulgazione scientifica di caratura mondiale. Nasce nel 2013 in Inghilterra, per intuizione o per sfida di due ricercatori inglesi che si occupavano di neuroscienze, che in un'occasione classica come un Open Day, quindi un momento di apertura dei loro laboratori e delle loro strutture di ricerca, hanno percepito un minimo di disagio da parte del pubblico, o meglio una distanza, se vogliamo, tra il ricercatore e il grande pubblico, e quindi hanno pensato di spostare il contesto, quindi di portare fuori la ricerca dagli ambiti propri degli istituti, dei laboratori, e portarla in un posto dove il pubblico fosse più a proprio agio, e quindi in Inghilterra il pub è il posto d'elezione. E quindi è nato questo format che nel 2013 appunto è nato in Inghilterra, ma poi negli anni ha cominciato a prendere piede nel mondo. Nel 2015 è arrivato in Italia e effettivamente oggi noi ci vantiamo, di far parte del festival di divulgazione più grande del mondo, perché siamo presenti in contemporanea, in 3 giornate, in 27 paesi su tutti e 5 continenti. Tra l'altro il concetto stesso, no, sposa una realtà fondamentalmente abbastanza semplice, no? Che si impara meglio e probabilmente anche, non che si insegni meglio, ma si insegna sicuramente in maniera diversa quando non te ne accorgi, nel senso, io chiedo scusa se faccio un riferimento cinematografico, ci sono dei film che statutariamente dicono adesso io ti spiego come funziona questo, e di solito non c'entrano l'obiettivo. Altre cose vengono spiegate in un film, magari in un giallo ti spiegano chissà cosa, lo percepisci meglio, probabilmente perché arriva meglio una comunicazione informale. Certo, sicuramente il contesto e la modalità di interazione fa la differenza, e lo fa da tutti e due i lati, cioè sia il pubblico è più a proprio agio, sia magari anche il ricercatore è a suo agio, perché appunto in un contesto come quello che proponiamo noi, nel format che proponiamo noi, anche il ricercatore ha modo di raccontare quello che fa in un modo diverso rispetto a quello che fa di solito. Normalmente un ricercatore si trova di fronte a una platea di esperti, si trova di fronte a colleghi che magari lo giudicano le sue ricerche, le sue attività. Invece in questo contesto ha la possibilità di essere più rilassato, divertirsi anche. E talvolta, ci è capitato proprio in occasione di un'edizione di qualche anno fa, diventa anche una palestra per i ricercatori, perché è stato un episodio che a me è piaciuto tantissimo, di una ricercatrice straniera arrivata in Italia da poco, che ha usato Pint of Science come il primo approccio in lingua italiana, nella quale lei ha spiegato quello che stava facendo o l'attività della ricerca per la quale era venuta a Trieste. Quindi sicuramente il contesto fa la differenza, il modo fa la differenza, e quindi per il grande pubblico è una modalità che noi riteniamo molto molto efficace. Anche i riscontri che abbiamo avuto in questi anni ci danno la conferma di questo. Allora, gli appuntamenti si svolgono dal 18 al 20 di maggio, quindi la prossima settimana, per 3 serate, desumo, e in quali locali, insomma, possiamo anche dirli? Insomma. Allora, appunto, le serate sono 18, 19 e 20 di maggio. A Trieste siamo presenti in 5 pub, alcuni storici che sono con noi dalla prima edizione, altri che si sono aggiunti da poco, qualcuno anche quest'anno. Le 5 location sono l'Old London Pub di Via Caprin, il Meeting Point di Galleria Fenice, il Grande Buffo di Viale 20 Settembre, di fronte al Teatro Rossetti, The Hope Store in Via Felice Venezian,
e poi The Reginald House, che è in via Carpison, quindi giardino pubblico. Ok. Queste sono le 5 location di quest'anno. Le serate sono a accesso ovviamente gratuito e libero. Si consiglia di contattare i pub per prenotare un posto in prima fila, perché gli spazi sono quelli che sono, e quindi se si vuole stare un po' comodi e avere la possibilità così di gustarsi le nostre pinte di scienza, è bene telefonare. Abbiamo un sito internet dove c'è tutto il programma, pintofscience.it. Ci sono tutte le città appunto dove siamo presenti, anche sulla nostra di Trieste e anche di Udine, perché siamo un team, diciamo, distribuito su due città. Ci sono le indicazioni con le location, con i numeri di telefono e gli orari. E gli argomenti mi diceva che sono stabiliti proprio dal comitato internazionale che organizza gli appuntamenti. Assolutamente sì, come dicevo appunto il format è un format distribuito, un format che si presenta allo stesso modo in tutti i paesi dove siamo presenti. Prevede 5 ambiti, 5 tematiche di ricerca. Noi quest'anno a Trieste ne abbiamo 3 di queste 5, su cui siamo anche particolarmente forti, diciamo, come ambiti di ricerca nella nostra città. Uno riguarda la parte cosiddetta Atom to Galaxies, quindi dagli atomi alle galassie, astrofisica, fisica, chimica, matematica. Un altro denominato Planet Earth, geologia, clima, tutto quello che riguarda il nostro pianeta, e poi Take Me Out, che è un tema che tratta più la parte tecnologica, diciamo, del mondo della ricerca. Ecco, quindi queste sono le tre tematiche. Andremo a scoprire come gli algoritmi dell'intelligenza artificiale vengono usati non solo da noi nel quotidiano per fare una ricerca approfondita o creare una lettera di presentazione più accattivante, ma quello che poi invece usano di questa tecnologia i ricercatori per fare veramente scienza, quindi per analizzare grandi mole di dati, piuttosto che scrivere codici, ottimizzare i codici che scrivono per fare le loro ricerche, piuttosto che aiutarli anche nell'editing o anche nell'analisi di articoli scientifici. Quindi questo è un momento, diciamo, di grande espansione di questo tema. Poi parleremo di ghiaccio, di ghiacciai, come termometro un po', se vogliamo, del cambiamento climatico. Capiremo come vengono analizzati, perché vengono analizzati, quali sono gli strumenti, quali sono i risultati anche che stiamo ottenendo e qual è un po' l'andamento, diciamo, che tramite i ghiacciai riusciamo a capire del cambiamento climatico in corso. Scopriremo anche perché bisogna andare in posti estremi, tipo l'Antartide, per fare ricerca. Quindi avremo un ricercatore che ha passato lì un anno, che ci racconterà la sua esperienza sia personale sia poi che cosa realmente ha fatto e perché è andato lì per farlo. Parleremo di mare, del ciclo del carbonio, quindi capiremo cosa può fare o cosa fa il mare per ridurre, diciamo, l'effetto serra, quindi assorbendo anidride carbonica riesce a mitigare un po' gli effetti delle nostre emissioni. E poi parleremo di spazio, ci sarà sicuramente tanto da discutere. Adesso se ne riparla di nuovo, perché quello è un argomento che conosce cicli di interesse, poi momenti di stanca e poi nuovamente c'è un nuovo interesse. Insomma, adesso è argomento di queste settimane, insomma, la missione Artemis, di cui si parlerà in realtà più nella sede di Udine, con un intervento poi del direttore dell'Osservatorio Astronomico di Trieste. Qui a Trieste tratteremo più lo spazio profondo, diciamo, Big Bang. Vedremo ad esempio quali sono gli elementi che abbiamo riconosciuto prossimi al Big Bang, cioè ad esempio il litio. Capiremo come è stato identificato, perché si è riusciti a capire che è stato uno dei primi elementi a formarsi, e poi quello che per noi è il litio, cioè dove ce l'abbiamo noi il litio? Nelle nostre batterie. Quindi faremo un attimo di confronto anzi un'analisi, se vogliamo, tra gli elementi che sono nella nostra vita, nel nostro quotidiano, e quello che andiamo a cercare quando osserviamo lo spazio. Mi pare di capire anche che Pint of Science si avvale, mettiamola così, proprio anche delle esperienze di ricercatori e scienziati nel caso nostro di Trieste, cioè o non necessariamente? Ma non necessariamente,
proprio per la natura del mondo certo, della sì, ricerca triestina. sì. Noi tutto sommato abbiamo sicuramente un'enorme fortuna, che abbiamo una quantità di istituti, di centri di ricerca in città che nessun'altra città ha. Ovviamente molti dei ricercatori presenti nelle nostre strutture vengono da fuori, tanti Sì, anche dall'estero, quindi i ricercatori che noi avremo in queste serate sono principalmente di altre città, fanno afferenza comunque a istituti che noi abbiamo tutti sul territorio. Sì, quindi, intendevo quello più che... Sì, senz'altro, quindi più tutto quello che sulle riguarda il mondo degli istituti di ricerca triestini, tra l'altro vengono da Area Science Park piuttosto che Sincrotrone, CNR, Istituto Nazionale di Astrofisica e Fisica Nucleare. E questo anche, come dire, evidenzia una volta di più come stia cambiando proprio anche il modo di comunicare, cioè nel senso, se si può comunicare in questo modo, in un modo molto più, come potremmo dire, molto più, mi viene in mente leggero, anche se l'aggettivo non è esattamente quello che intendevo, significa che c'è da parte del mondo della scienza nel nostro paese una notevole capacità ormai di comunicare in quel modo, perché se ciò non fosse vero, tu puoi comunicare anche in drogheria, mettiamo, però se non hai quello che comunica in un certo modo, cioè ormai è assodato. È diventato statutario per alcuni centri di ricerca, nel senso che proprio all'interno delle attività, cioè nel novero delle attività che svolgono c'è la cosiddetta terza missione. Quasi tutti gli istituti di ricerca oramai hanno tra i loro obiettivi quello di divulgare e quindi in tutti i modi possibili. Durante manifestazioni ed eventi cittadini come potrebbe essere Trieste Next, che ha un enorme successo, ma anche all'interno di festival come il nostro. Non è un caso che il nostro festival, appunto, organizzato da un'associazione senza fini di lucro che promuove appunto la divulgazione scientifica, sia supportato anche economicamente da parte di sponsor importanti. Il nostro festival ha delle esigenze anche economiche per questioni logistiche, di organizzazione e così via, e un istituto come l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare è il nostro main sponsor nazionale. L'Istituto Nazionale di Astrofisica ha scelto di sponsorizzare il tema Atom to Galaxies. E quindi c'è il supporto da parte di questi istituti, perché proprio si ritiene che la divulgazione, il trasferimento della conoscenza sia una prerogativa oramai consolidata. Localmente da quest'anno abbiamo il piacere di avere uno sponsor nuovo e quindi una collaborazione nuova con appunto il CNR, l'Istituto Officine di Materiali, che da quest'anno è entrato a far parte, diciamo, dei nostri partner, e ce ne sono altri che spingono. Quindi noi per la 10ª edizione del prossimo anno sappiamo già che abbiamo un ottimo bacino diciamo, a cui attingere di ricercatori e di istituti che hanno voglia di partecipare anche ad iniziative informali come la nostra. Allora, questo intanto è il manifesto, insomma lo tiro un pochettino più su, potete vedere anche c'è chiocciola Pint of Science, lo dico come si scrive, Pint of Science, vabbè insomma, Pint, dai, inutile che faccio sta figura, barra cancello, questo è sì, Pint 26, insomma. Sì, questi sono diciamo, gli indirizzi social e i tag che noi stiamo mettendo in queste settimane. Facebook. Sì, siamo presenti su Instagram, LinkedIn, Facebook, ci sono degli eventi specifici per Trieste, per Udine, quindi trovate in realtà il programma, lo trovate sul nostro sito, appunto www.pintofscience.it, dove ci sono tutte le informazioni, gli indirizzi delle location e tutto. Rapidamente, solo telegraficamente, qual è la nazione più distante da noi dove si svolge la manifestazione? Sud America, ecco, Russia, Singapore, credo che sia forse Singapore. Allora, forse Singapore. Loro cominciano prima, se non... Sì. Se no verrebbe fuori il mio voto di scienza e la maturità, che non era certamente positivo. Grazie allora a Federico Gasparo per essere stato con noi. Ricordatevi gli appuntamenti con Pint of Science dal 18 al 20 maggio insomma, di quest'anno, quindi la prossima settimana, in 5 pub triestini. Buon lavoro, grazie davvero. Grazie mille a voi. Adesso ne andiamo in pubblicità, poi il telegiornale delle 13:20.
Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che si apre come sempre al giovedì ricordandovi gli ospiti della puntata di Ring che andrà in onda questa sera attorno alle 21:10. Sono Marcus Maurmeier di Fratelli d'Italia, Maddalena Spagnolo di Futuro Nazionale, Nicola Conficoni del PD ed Enrico Buglian del Patto per l'Autonomia Civica Friuli Venezia Giulia. Poi si parlerà della Dunata degli Alpini di Genova con Mauro Ermacora, presidente dell'ANA di Udine, e con Ivo Del Negro, presidente dell'ANA di Gemona. Alle 22:30 un'intervista con la giornalista e scrittrice Giada Massetti, dedicata ai 50 anni del terremoto del Friuli, così come anche un'intervista con Vittorio Blasotti, che è uno sopravvissuto a quella immane tragedia. Adesso parliamo subito di cronaca. Un'operazione a tappeto del gruppo Carabinieri per la tutela del lavoro di Venezia ha portato alla sospensione di 5 attività in provincia di Gorizia, la scoperta di 10 lavoratori in nero e l'attivazione di sanzioni per 250.000 euro complessivi. 250.000 euro di sanzioni distribuite su 11 attività commerciali e di ristorazione risultate non conformi tra Gorizia, Monfalcone, Grado e Gradisca dai controlli dei Carabinieri per la tutela del lavoro di Venezia. Sono state sospese le attività di un'impresa edile, di un acconciatore e di 3 ristoranti pizzeria kebab per gravi violazioni della sicurezza. 8 lavoratori in nero sono stati scoperti in un bar, così come in un salone di parruccheria, dove l'unico dipendente operava anch'esso senza alcun contratto di lavoro. Nello specifico, in 2 bar di Gorizia, oltre agli 8 addetti in nero su 8, privi della formazione di base specifica, nonché della sorveglianza sanitaria, sono state riscontrate la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi e del piano d'emergenza ed evacuazione, nonché l'omessa formazione e nomina degli addetti alle emergenze e primo soccorso. Entrambe le attività sono state sospese con multe complessive per 100.000 euro. Sempre a Gorizia, 3 kebabari, un ristorante, sono stati sanzionati per 90.000 euro con la sospensione di un'attività, sempre per carenze sul fronte della sicurezza, estintori compresi, e 2 lavoratori privi di alcuna formazione. 30.000 euro di sanzioni per la parruccheria chiusa con un lavorante in nero, anche qui a Gorizia, dove mancava addirittura la denuncia di inizio attività, rendendo così l'esercizio commerciale completamente abusivo. Gravi violazioni per la sicurezza hanno reso necessaria invece la chiusura di un cantiere per la ristrutturazione di un fabbricato privato a Monfalcone, con sanzioni per 20.000 euro alla ditta. Multe per 10.000 euro, sempre per questioni inerenti alla sicurezza e al primo soccorso, a un locale che offre kebab e pizza a Monfalcone e 2 bar, il primo a Grado e il secondo a Gradisca. Sono circa 15 le persone i cui automezzi sono andati a fuoco, vittime del piromane che ha operato nella zona est della città per 1 anno e mezzo e che hanno presentato richiesta di essere ammessi parte civile nel procedimento contro Marco Zaccaria. Una mezza dozzina le domande accolte. Il giudice per le indagini preliminari Flavia Mangiante ha accolto la costituzione di parte civile di una mezza dozzina di proprietari delle automobili incendiate da Marco Zaccaria, l'ex guardiafuochi accusato di essere il piromane che per 1 anno e mezzo ha dato fuoco a 32 veicoli nella zona est della città. Una quindicina, sulle circa 30 persone che hanno visto la propria autovettura andare in fumo, ha presentato richiesta in tal senso. Vi è stato anche chi però ha fatto riferimento ad un rogo non citato nel capo di imputazione. Zaccaria, che ora è ai domiciliari con il braccialetto elettronico, in seguito all'arresto è stato licenziato. Al momento dunque non percepisce stipendio e non risulta proprietario di un patrimonio eventualmente aggredibile. Appare pertanto ardua la strada di chi mira ad un risarcimento economico, eventualità che sarà comunque affrontata in un secondo tempo, a seconda della piega che assumerà il processo, per il quale il difensore di Zaccaria ha chiesto il rito abbreviato. A Zaccaria sono stati contestati gli incendi di 32 mezzi fra auto, scooter e motociclette. L'uomo, guardiafuochi in ospedale, sindacalista Comsal, secondo gli inquirenti prendeva di mira i veicoli delle donne che non volevano uscire con lui, ma anche quelli dei fidanzati e dei familiari. In più di un'occasione le fiamme si erano propagate anche ai mezzi vicini a quelli presi di mira. Sono pronti a partire gli attesi lavori di asfaltatura in via Milano, in viale Campi Elisi, in salita di Gretta e in via Svevo.
Grazie al €1.000.000 stanziato a dicembre 2025, deliberato nel corso dell'approvazione della manovra finanziaria comunale, sono pronte a partire le asfaltature in via Milano, Salita di Gretta, viale Campielisi e via Svevo. Un macrolotto importante, quello che verrà varato su indicazione dell'assessore alle politiche del territorio Michele Babuder, in cui rientrano anche degli interventi residui che erano stati temporaneamente rinviati, in particolare via Milano, a seguito di lavori a Cegas per conto di Generali. I cantieri stradali partiranno progressivamente a partire dal lunedì 18 maggio, con arco temporale a coprire i prossimi 3 mesi estivi, ovviamente non continui, ma con interventi di 3-4 giorni sulla singola arteria e spostamento a quella successiva. Alcune delle opere si eseguiranno nottetempo. A seguire la programmazione prevede di intervenire in via Ciamician, Zandonai e Piccardi. A questi interventi seguiranno una serie di ripristini del manto stradale a seguito dei cantieri collegati all'ammodernamento dei sottoservizi. Tra questi il tratto di viale Miramare, compreso tra il ponte ferroviario e l'ex deposito della polizia locale, via Tor San Piero fino all'intersezione con via Giacinti, via Val Martinaga, via dei Gelsomini fino alla cabina di Roiano e via Ginnastica. In quest'ultimo caso ripristino necessario dopo i lavori estivi in più tranche degli ultimi anni. Restiamo in strada per il collegamento con la sala operativa della Polizia Locale. Abbiamo in linea l'ispettore Paolo Gurtner. Buongiorno. Buongiorno Bosazzi, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Pardon. Prego. Per quanto riguarda la mattinata è stata caratterizzata da alcuni incidenti stradali, fortunatamente senza conseguenze particolari per i coinvolti e nemmeno per quanto riguarda situazioni di intralcio della viabilità. Gli altri interventi erano soliti interventi di routine con passi carrai e intralci vari. Per quanto riguarda la selezione di oggi non ci sono manifestazioni in atto, volevo far presente solamente che ci sono però dei divieti in riva Ottaviano Augusto nella parte del parcheggio libero antistante al muro di cinta del Museo del Mare e del mercato ortofrutticolo. Per quanto riguarda le riprese cinematografiche siamo già sul posto e operiamo per quanto riguarda lo sgombro delle aree. Per quanto riguarda invece la giornata odierna, alle 12.30 c'è stato qualche problema per un bus della Trieste Trasporti in via Carducci con dei rallentamenti in quanto il mezzo era in avaria e occupava la corsia di sinistra in direzione stazione. Ricordo la solita chiusura della Galleria Carso in direzione Trieste. Le rive attualmente sono ancora interessate dalla nave, pertanto è inibita la sosta. Direi che non avrei altro da riferire, non ci sono interventi urgenti al momento e pertanto restituirei la linea e saluterei tutti. Grazie ispettore Gurtner, buona giornata e buon lavoro. Saluti. Grazie. Allora, Tari meno salata quest'anno a Trieste per cittadini ed imprese. Le novità sono state illustrate poco fa in una conferenza stampa dall'assessore al bilancio Everest Bertoli. Sentiamo i dettagli proprio nell'intervista con lo stesso assessore. Significa che i Triestini in controtendenza sia a livello regionale che a livello nazionale, significa che per la prima volta appunto non solo non aumenteranno, non solo non resteranno quelle che erano l'anno scorso, ma le portiamo in diminuzione. Le portiamo in diminuzione sia per quanto riguarda le famiglie, le utenze domestiche, le famiglie che avranno delle riduzioni che possono andare dall'1 quasi il 4% per le famiglie più numerose, sia in diminuzione per quanto riguarda le imprese, le attività economiche che avranno una riduzione media di circa 1% rispetto a quello che pagavano l'anno scorso. E poi un importante bonus, ce lo spieghi? Poi viene introdotto anche, questo sarà un ulteriore sconto, il bonus sociale, ovvero una riduzione del 25% della tassa rifiuti, riguarda le famiglie con ISEE basso, quindi famiglia che ha un ISEE inferiore ai 9.776 euro pagherà il 25% in meno della tassa rifiuti, al di là della riduzione che avevamo fatto prima. Qualora invece la famiglia abbia almeno 4 figli, l'ISEE sale fino a 20.000 euro. C'è una notizia battuta dalle agenzie questa mattina: il Papa ha nominato il nuovo vescovo di Gorizia. Si tratta di Monsignor Giampaolo Dianin, che viene trasferito dalla diocesi di Chioggia. Lo ha riferito il bollettino della Sala Stampa Vaticana. Una proposta di legge per favorire la coesione sociale di Monfalcone, risolvendo i problemi legati alla massiccia immigrazione, è stata depositata in Regione dal consigliere Enrico Bullian. Una proposta molto articolata, 11 cappi, 40 articoli,
autenticamente multisettoriale, tocca i diversi ambiti, dal lavorativo al sociosanitario sanitario, all'educativo e a quello legato all'istruzione, andando avanti fino alle tematiche della libertà religiosa e delle pratiche sportive. Affrontare la questione migratoria e le altre particolarità di Monfalcone non come emergenza ma in modo concreto e positivo per risolvere i problemi di tutti i monfalconesi, autoctoni inclusi. È il senso della proposta di legge depositata ieri dal consigliere regionale indipendente del Patto per l'Autonomia Enrico Bullian. Con oltre il 30% della popolazione di origine straniera e una quota rilevante di religione musulmana, questo unicum determina l'esigenza di una legge organica e strutturata che affronti quelle complessità che altrimenti un comune da solo non può riuscire ad affrontare. Abbiamo visto che nonostante i proclami di questi ultimi 10 anni, gli stranieri sono aumentati di 4.000 unità. 3 gli impatti macroscopici subiti dalla città negli ultimi decenni: le malattie d'amianto, l'inquinamento da carbone dovuto alla centrale termoelettrica e da ultimo una pressione migratoria fuori scala che porta a oltre il 30% la popolazione straniera. Necessario, secondo Bullian, partire da un'analisi sociologica aggiornata rispetto all'ultima che risale a più di 20 anni fa. Credo che la via più razionale e corretta sia quella di avviare politiche attive di integrazione che siano a beneficio anche dei cittadini monfalconesi autoctoni. Anticipiamo la pubblicità, poi torniamo con altri servizi. Fra l'altro parleremo di pallacanestro e della nuova sede dell'Unicef a Trieste. Rimanete in nostra compagnia e ci vediamo quando torneremo dopo la pubblicità. Rientriamo in studio. Futuro della pallacanestro Trieste in salvo con il mantenimento della Serie A1 e Paul Matjasic verso Roma con un altro titolo sportivo. E questo è lo scenario che ora dopo ora si sta facendo spazio a livello nazionale. Che Paul Matjasic sbarcherà a Roma dopo essersi accaparrato a suon di milioni il Palaeuro non è una novità, lo è invece che lo faccia senza intaccare il titolo sportivo di Trieste, lasciando dunque la 1 nella città della Bora. Lo scenario è sempre più confermato a livello nazionale, dalle accurate rassicurazioni telefoniche del presidente federale Gianni Petrucci al sindaco di Piazza nel pomeriggio in cui il primo cittadino e l'ex Cosolini gli hanno fatto pervenire la famosa lettera appello e il giorno dopo al presidente della regione Fedriga e ad altri esponenti politici nazionali nel segno del Trieste con il trasferimento a Roma non c'entra. Per non parlare delle informazioni che circolano fra i presidenti delle società sportive di massima serie, confermate dall'articolo della Gazzetta dello Sport in cui si parla di Trieste salva, sino allo stesso comunicato della società biancorossa dopo la call con la regione in cui si annuncia di aver definito un piano strutturale volto a garantire la competitività e la sostenibilità della squadra al massimo livello possibile. Detto che ovviamente nessuno può mettere la mano sul fuoco con certezza su questo scenario sinché non si spegneranno i riflettori sui playoff e, usciamo di metafora, si capirà con quale altro titolo di A1 l'avvocato di San Francisco sbarcherebbe nella capitale, bisogna ora iniziare a lavorare per il futuro. In primis la struttura. È molto probabile che si scelga di proseguire con la professionalità di Mike Arcieri in cabina di regia, che peraltro avrebbe già conto di tutta la situazione societaria, dei contratti in essere e dei nodi da risolvere. Un'altra strada, che al momento appare più un rumors via social che una pista concreta, è quella che porterebbe all'ex patron Gianluca Mauro, deus ex machina dell'era Alma. Per poter parlare concretamente di tutto questo, però, servono investitori e sponsor in grado di coprire il budget minimo per la salvezza e su questo chi di dovere deve mettersi al lavoro subito e in modo concreto. L'Unicef avrà una sede a Trieste. Il comune ha ceduto all'organizzazione ONU un locale in via Campitelli.
L'indirizzo che dobbiamo dare e continueremo a dare è quello di utilizzare il patrimonio pubblico e il patrimonio comunale per finalità che siano di natura sociale, di volontariato, relative alle associazioni e terzo settore. Un passo importante del percorso sintetizzato dall'assessore comunale al patrimonio Elisa Lodi senz'altro è l'assegnazione in comodato d'uso gratuito della sede dell'Unicef in via dei Capitelli 19 inaugurata quest'oggi, nonché di un magazzino in via Pascoli. Una sede in centro città che sarà in grado di migliorare le attività di Unicef sul territorio, di poter permettere di svolgere al meglio l'attività di formazione, le attività istituzionali secondo ovviamente le loro finalità, quindi a tutela dei minori, dei bambini e degli adolescenti. L'accordo avrà la durata di 2 anni, rinnovabili fino a 4. I vertici Unicef presenti stamani hanno sottolineato l'importanza di poter contare su una sede funzionale per un'organizzazione migliore delle attività ed una maggiore capacità organizzativa. Noi da un po' che aspettavamo di poter avere una sede per i nostri volontari, che comunque hanno continuato a operare in tutto questo periodo. Poter avere la sede per noi è un nuovo punto di partenza, potremmo dire una ripartenza per la difesa dei diritti dei bambini e degli adolescenti. La sezione triestina dell'Unicef di fatto in questi ultimi mesi si è messa comunque a disposizione di un'eccellenza cittadina che in breve potrà fregiarsi di un ulteriore importante e significativo riconoscimento. Ci sarà il riconoscimento come ospedale amico dei bambini convenzionato Unicef con l'Organizzazione Mondiale della Sanità del Burlo di Trieste, che ha completato le 4 fasi necessarie per poter essere certificati come ospedale amico. Alla base della delibera giuntale anche la possibilità che gli spazi possano essere condivisi da altri enti del terzo settore, incentivando in questo modo sinergie, progettualità comuni ed una più ampia offerta di iniziative rivolte ai cittadini. Gara d'appalto o gestione in house? Anche se l'indicazione dell'assessore regionale all'ambiente Fabio Scocimarro data per la gara nel corso del nostro TG della settimana scorsa sembra rendere complessa la strada della gestione in proprio, il tema rimane di grande attualità. Il futuro del servizio idrico di Trieste è stato al centro del dibattito nel corso della Commissione Comunale Trasparenza. Come verrà gestito in futuro il sistema idrico a Trieste? Eliminata in partenza la possibilità di una società mista pubblico-privata, all'amministrazione comunale rimangono 2 opzioni, la gara europea o il conferimento in house. La prima è l'unica che potrebbe configurare il mantenimento del servizio in capo ad Acegas APS Amga, la strada maestra, insomma, quella della gara, anche dopo le dichiarazioni dell'assessore regionale all'ambiente Fabio Scocimarro al nostro TG. La Regione non ha intenzione di gestire direttamente l'acqua, cosa diversa sarà verificare con il Comune che tipo di procedura di gara andranno a fare. La possibilità della scelta in house rimane però sul campo perché nello stesso centrodestra vi sarebbero posizioni differenziate fra Lega e Fratelli d'Italia. Il tema acqua è stato al centro del dibattito della Commissione Comunale Trasparenza presieduta dal consigliere Giovanni Barbo del PD, in cui il direttore generale del Comune Fabio Lorenzut, a fianco del sindaco, ha riferito come l'amministrazione non ha ritenuto di dover dare alcuna indicazione all'autorità sulla strada da intraprendere. L'Assemblea locale si esprime su una proposta che non deve essere fatta che da Ausir, quindi attendiamo la proposta di Ausir e poi ci esprimeremo, insomma. Penso di interpretare l'opinione del signor sindaco, noi siamo aperti a qualsiasi tipo di gestione, non c'è una scelta predeterminata, vanno conosciuti tutti gli aspetti dei pro e dei contro di una e dell'altra forma di gestione. Lorenzut ha inoltre illustrato la questione della determinazione del valore residuo degli investimenti effettuati sulla rete acqua, eventualmente da rimborsare ad Acegas in caso di subentro, evidenziando sul tema un'eventuale disponibilità della Regione ad anticipare tali costi che potrebbe cambiare significativamente il quadro complessivo. Il capogruppo di Adesso Trieste, Riccardo Laterza, ha dunque sottolineato come il Consiglio Comunale debba avere voce in capitolo sulla scelta. Chiaramente si sta un po' sul crinale tra la valutazione tecnica e quella politica, altrimenti non ci sarebbe una legge che prevede che sia il Comune, che è un ente di rappresentanza politica della cittadinanza di Trieste, in questo caso ad esprimere un parere sulla proposta di Ausir. E dal mio punto di vista
È una motivazione ben che rafforzata il fatto che il 98% dei comuni della regione abbiano, e a me viene da dire fortunatamente, ma questa è una valutazione mia, una gestione in house del servizio, e nel momento in cui l'ambito territoriale ottimale coincide con l'ambito regionale, visto che prima si parlava di soluzioni naturali, anche se in politica forse non c'è nulla di naturale, sarebbe dal mio punto di vista molto più coerente andare in quella direzione là. Una questione su cui, considerando che il sindaco di Piazza non ha dato indicazioni di merito, la politica non può chiamarsi fuori, ha sottolineato invece la consigliera Alessandra Richetti del Movimento 5 Stelle, ricordando anche l'esito referendario sul tema dell'acqua pubblica. Alla querelle sulla chiusura dell'accesso alla foiba Plutone si aggiunge un altro capitolo. Una lettera inviata al sindaco dall'Unione Culturale Economica Slovena stigmatizza determinati atteggiamenti, soprattutto per quel che riguarda l'esposizione di certe bandiere in determinate date. Parlando con noi il presidente dell'Unione degli Istriani Massimiliano Lakota indirettamente risponde. Il giorno dopo la denuncia sui social della chiusura dell'ingresso alla foiba Plutone fra Basovizza e Gropada lungo la strada, il presidente dell'Unione degli Istriani Massimiliano Lakota non arretra nella condanna del gesto, per certi aspetti rincara la dose. È una questione di rispetto, no? Questo gesto è una mancanza di rispetto nei riguardi della nostra storia e della nostra sofferenza. Noi siamo portatori di quei valori come Unione degli Istriani. E quei valori sono valori che sono stati fissati nella memoria collettiva finalmente nel 2004 dal giorno del ricordo, e quindi noi siamo qui per far conoscere il più possibile ciò che è stato. Indirettamente però Lakota risponde anche ad una lettera inviata al sindaco di Piazza con cui egli stesso ha parlato di quanto accaduto da parte dell'Unione Culturale Economica Slovena. Nella lettera si sottolinea come determinate contrapposizioni, soprattutto se in occasione di determinate date, leggi 25 aprile e 1 maggio, alimenterebbero un'escalation di pericolosi nazionalismi, un riferimento implicito alle posizioni espresse proprio dal Presidente dell'Unione. Se poi vuole essere una risposta a quello che noi abbiamo affermato, cioè che non ci va bene che le bandiere rosse continuino ad essere messe lì in tutto il corso del 1 maggio fino a giugno o quasi, è una risposta che non accettiamo naturalmente, perché quelle bandiere rosse, se questa è stata una risposta a questo, portano a morte e distruzione ad una gran parte della popolazione che naturalmente non è giusto leve da penzolare. Lakota in ogni caso, proprio su questo tema, avanza un'apertura non da poco. Una bandiera rossa e un tricolore potrebbe essere un equilibrio che noi dal prossimo anno vorremmo far rispettare. Ma questa apertura l'Unione Culturale Economica Slovena, proprio nella lettera, boccia, e il prossimo anno si ricomincerà da capo. Nuovi spazi di aggregazione con diverse attività previste per gli over 65, inaugurata Casa Marenzi in via dell'Istria 102, un progetto pensato per contrastare il fenomeno della solitudine. Casa Marenzi, via dell'Istria 102, inaugurato lo spazio dedicato alle persone anziane over 65. L'abbiamo ristrutturata sia la parte esterna che anche questo meraviglioso giardino, e ovviamente l'abbiamo anche riorganizzata per dare alle nostre persone anziane sempre più attività. Faremo veramente tantissime attività, dallo yoga alla musicoterapia, la palestra cognitiva, i tanti pranzi condivisi che, come sapete, insomma, se posso partecipo anch'io. Tutto questo per fare ancora più socializzazione, ancora più aggregazione. È in questo contesto che il Servizio Sociale Comunale ha scelto di agire in modo attivo, aprendo uno spazio che punta a intercettare la solitudine prima che diventi isolamento e rallentare il processo di non autosufficienza, agendo sulla qualità delle relazioni e del benessere quotidiano. Noi siamo in una città, in un mondo in cui per fortuna le persone anziane sono sempre di più, e le persone anziane sono affette da una malattia. La principale malattia che hanno è quella della solitudine, e noi dobbiamo combattere con tutte le nostre forze questa malattia, e l'unico modo per farle è aggregarle, farle socializzare, farle stare tutte insieme. Devo dire che le tante occasioni in cui io sono stato qui a pranzare con le persone anziane sono davvero felici di questo, e quindi desidero che siano sempre di più coloro i quali possono beneficiare di questi momenti insieme.
Il centro è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, l'accesso è libero e diretto e può avvenire anche tramite segnalazione del servizio sociale comunale. Chiunque può entrare per partecipare alle attività o semplicemente per chiedere informazioni. Dopo 2 anni si è chiuso il progetto destinato agli enti pubblici e alle imprese finanziato con fondi del PNRR. Nella sede di INSIE, il coordinatore del progetto, ne è stato tratto un bilancio più che positivo. Il progetto EDIPAI, finanziato attraverso il PNRR con quasi 7 milioni di euro in Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Lazio e Belgio, ha accompagnato per 2 anni enti pubblici, piccole e medie imprese, cooperative ed imprese sociali in una serie di processi di trasformazione digitale sostenibile ed inclusiva, generando ricadute concrete sui territori. Ed è stato oggetto di un incontro nella sede INSIE, il coordinatore dell'iniziativa, che quei risultati ha reso noti. Tutto il progetto è stato costruito proprio con l'obiettivo di creare qualcosa che resterà, quindi dare anche un senso a questi fondi PNRR che noi abbiamo usato proprio per gettare le basi di un ecosistema, delle fondamenta di qualcosa che possa poi continuare a svilupparsi nel futuro. Le attività sono state 1255, 526 per le pubbliche amministrazioni, 729 per le aziende, 421 i soggetti coinvolti, 186 pubbliche amministrazioni, 235 piccole e medie imprese e 344 percorsi che hanno consentito di testare soluzioni tecnologiche prima di investirvi in modo strutturale, 30 i servizi di consulenza specialistica e 408 i percorsi formativi, 3 le direttrici fondamentali attraverso le quali il progetto ha operato: digitalizzazione, sostenibilità attraverso lo sviluppo di soluzioni per città intelligenti ed economia sociale, ed inclusione, promuovendo accessibilità digitale, tecnologie assistive e nuovi modelli di didattica. Abbiamo cercato di guardare anche la sostenibilità di tipo economico, perché questi progetti sono molto belli, ma poi nel corso del tempo normalmente significa che per tenerli in piedi banalmente devono essere pagati. Nel corso dell'incontro sono stati forniti esempi precisi dell'utilizzo del progetto. Uno di questi lo ha raccontato il sindaco di Porcia, Marco Sartini. Noi nel 2023 abbiamo aperto il primo sportello unico del Friuli Venezia Giulia, dove i cittadini si relazionano con un unico ufficio, non girano più per la struttura, e da lì siamo partiti con questa idea che ha accolto INSIE, ha sviluppato, e quindi li devo ringraziare per la capacità, la competenza che hanno messo in campo per fornire un nuovo servizio di risponditore automatico che usa l'intelligenza artificiale e capisce il linguaggio semantico, cioè capisce le necessità del cittadino, capisce anche i bisogni e lo stato emotivo, perché a volte risponde anche con dispiacere o con apprezzamento ad alcune domande. È tutto per questa edizione, vi ricordo l'appuntamento con Ring delle 21:10 circa, vi ripeto gli ospiti: Marcus Maurmaier di Fratelli d'Italia, Maddalena Spagnolo di Futuro Nazionale, Nicola Conficoni del PD, Enrico Buglian del Patto per l'Autonomia Civica Friuli Venezia Giulia. Si parlerà della Dunata degli Alpini della Festa di Genova con Mauro Ermacora, presidente dell'ANA di Udine, e con Ivo Del Negro, presidente dell'ANA di Gemona. Quindi intervista con la giornalista e scrittrice Giada Massetti e con Vittorio Blasotti, sopravvissuto al terremoto del Friuli. Anche la Giada Massetti si è occupata appunto del terremoto. Alle 17:55 Trieste in diretta, buon proseguimento di pomeriggio, ci vediamo più tardi, e alle 19:30 il telegiornale della sera.